Presidente, oggi questo è un importante momento per festeggiare non solo i 100 anni, ma ribadire anche ciò che sono le regole importanti che l'Ordine Nazionale dà, e anche per salutare i giovani e i meno giovani che danno appunto l'indirizzo di saluto anche ai ragazzi. Un'importanza veramente particolare questa giornata che vede insieme i giovani, a cui diamo il benvenuto, con quelli che invece hanno una certa anzianità di iscrizione all'ordine, che si sono anche distinti per l'attività, e abbiamo fatto corrispondere con il centenario dall'istituzione dell'ordine, che è stato istituito nel 1923. E per questo abbiamo voluto i massimi rappresentanti a livello nazionale del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e quindi abbiamo il piacere di avere con noi il Presidente nazionale Mimmo Perrini, il Segretario nazionale che è il nostro conterraneo Peppino Giuseppe Margiotta, e tantissimi colleghi che si trovano qui a festeggiare questo importante traguardo raggiunto, sempre gli ingegneri che restano al passo coi tempi, presenti sul territorio, perché cerchiamo di fare squadra con gli altri ordini, cerchiamo di fare squadra tra di noi, cerchiamo di essere presenti nel territorio per dare il nostro segnale importante anche sui temi più attuali. Basta ricordare l'interesse che abbiamo dimostrato per le infrastrutture, quando nel 30 ottobre di 2 anni fa al Teatro Pirandello abbiamo voluto invitare tutti i vertici sia nazionali che regionali delle infrastrutture per chiedere conto alla Regione del perché non ci fossero fondi nel PNRR per infrastrutture nella provincia di Agrigento. Lo stiamo tornando a fare oggi chiedendo un aeroporto per Agrigento, così come lo abbiamo fatto per le strade, così come abbiamo voluto dire la nostra sull'opportunità di un ponte sullo stretto che collega la Sicilia con il resto d'Europa. Sono temi su cui gli ingegneri vogliono essere presenti, quindi non si occupano semplicemente di accogliere le sfide del futuro, come per esempio l'intelligenza artificiale. Noi abbiamo una commissione di ingegneria dell'informazione che si sta occupando di questo, e ci rendiamo conto che questa è una rivoluzione epocale di cui ancora pochi ne hanno compreso la portata, e noi ingegneri siamo sempre pronti a confrontarci e aperti a tutti, e siamo voluti uscire anche fuori dalle nostre stanze per parlare all'uomo comune, e quindi ecco, è importante dirlo a tutti che gli ingegneri ci sono, hanno dato un importante contributo al sviluppo del Paese Italia, continuiamo a farlo confrontandoci sui temi del territorio, e anche diamo il nostro contributo, il nostro pensiero lo vogliamo portare anche in Italia, e infatti la prova ne è che c'è presente qui tutto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con cui noi dialoghiamo formalmente e a cui abbiamo chiesto tantissime cose, per esempio l'obbligo di iscrizione anche per i dipendenti pubblici che si occupano di lavori pubblici, dell'iscrizione all'albo. Questa è una delle cose che garantisce sia la pubblica amministrazione che la conclusione dei lavori, perché essere iscritti all'albo è una garanzia per tutta la collettività. C'è anche una mostra, stiamo vedendo un'evoluzione proprio con alcuni cartelli che indica che partono dal 1902 fino ad arrivare a oggi. Sì, abbiamo voluto riportare queste tavole che vedete qui, dove sono riportati alcuni dei passaggi più importanti della storia dell'albo, dal primo presidente Finocchiaro Aprile fino ad oggi, con delle tappe importanti che hanno segnato l'evoluzione di tutta la classe della categoria degli ingegneri, ed è importante ricordarla qui a tutti i colleghi. Occasione per accogliere i nuovi iscritti all'albo. Qual è l'augurio che fa a questi nuovi colleghi? Sì, la cosa bella è che noi quando c'è un nuovo iscritto siamo felici perché gli diamo il benvenuto. La prima cosa che diciamo è che devono sentirsi un po' in una grande famiglia, che devono chiederci se hanno consigli, se hanno dei pareri, se hanno difficoltà anche semplicemente per fare una ricevuta, una fattura. Oggi è bello sapere che c'è, tra virgolette, un amico più grande che ti può indirizzare, e a questi giovani chiediamo di fare vita dell'ordine, di dare il loro contributo nelle tante commissioni che noi abbiamo. Noi abbiamo quasi 30 commissioni, sia dagli enti pubblici, sia alla tecnica, alle strutture, all'ingegneria dell'informazione, alla transizione ecologica e digitale, e quindi c'è veramente spazio per tutti per fare vita e socializzare, e per dare il proprio contributo all'ordine, che poi ovviamente investe sul territorio. Oggi qui ad Agrigento, per festeggiare i 100 anni della fondazione dell'ordine, è un momento importante anche per il ruolo che riveste nazionalmente proprio l'Ordine Nazionale degli Ingegneri. Certo, l'Ordine degli Ingegneri si è costituito in base al Regio Decreto del 23, sono passati 100 anni, anche se poi operativamente la sua attività, l'attività del Consiglio Nazionale, è iniziata dopo la guerra, dopo il fascismo, nel 1948, quando si insediò il primo Consiglio Nazionale guidato da Finocchiaro Aprile.
si sono succeduti altri 13 consigli nazionali, altri 13 presidenti, cioè questo che di cui sono ora il presidente è il 20° consiglio dal suo insediamento. Naturalmente l'ingegnere in Italia è cambiato, negli anni 23, nel 23 quando fu costituito l'albo l'ingegnere si occupava prevalentemente di infrastrutture, di edilizia, di opere idrauliche e successivamente opere industriali, ora invece il campo di azione degli ingegneri è a 360 gradi, dalla bioingegneria all'intelligenza artificiale, oltre che ovviamente a tutti quei ruoli e quei compiti che venivano già svolti nel passato. È un salto di qualità enorme al quale ovviamente dobbiamo essere abituati e cercare di rendere alla collettività un servizio sempre di più alta qualità. Lei ha voluto essere presente per dare il suo benvenuto anche ai giovani e a chi ha maturato anche diversi anni di esperienza nel campo. E certo, i giovani devono imparare dagli anziani, da quelli che hanno svolto la professione nel passato. Sono venuto da Agrigento perché l'ordine Agrigento è retto benissimo, un ordine molto molto ben organizzato che riesce ad accattivare anche le simpatie di coloro che non sono iscritti all'albo. Noi stiamo facendo una campagna per fare in modo, a vantaggio della società civile, che tutti gli ingegneri che svolgono questa professione siano iscritti all'albo, in modo tale che obbediscano al codice ontologico e abbiano l'obbligo della formazione. Formarsi ed aggiornarsi è indispensabile per poter svolgere questa nostra attività che sulla scorta delle modifiche sia tecnologiche e le innovazioni è importante naturalmente ai fini di garantire un servizio ottimale. Oggi presente a questi 100 anni della fondazione dell'Ordine ad Agrigento, lei rappresenta la consulta regionale. Ecco, come incide il lavoro della consulta regionale nel tessuto isolano? Intanto sono onorato dell'invito fattomi da Achille Furioso, al Presidente Furioso del Consiglio dell'Ordine di Agrigento, per questo evento nei 100 anni della istituzione del nostro albo. Come consulta regionale cerchiamo di incidere a livello siciliano in tutte le norme sia di recepimento che in tutte le norme regionali. Uno degli ultimi importanti traguardi raggiunti è proprio nel recepimento del codice dei contratti. L'anno scorso, quest'anno è iniziato con un'importante audizione che riguardava la CTS, la riforma della CTS. In estrema sintesi noi cerchiamo di essere sempre presenti e rappresentare a livello regionale, presso il governo regionale, le istanze degli ingegneri siciliani che sono una grandissima comunità. Ecco, oggi lei rappresenta il Consiglio nazionale in questa iniziativa dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento dei 100 anni. Ecco, quanto è importante il vostro ruolo nazionalmente? Tra l'altro io sono il segretario mentre è presente pure il Presidente, ma la verità è che abbiamo una grande attenzione per l'Ordine Agrigento, che sono degli amici, io li conosco da tempo, da quando ero coordinatore della consulta siciliana degli ordini, e questi 100 anni non sono passati invano, perché la forza propulsiva che il Consiglio nazionale dà alla categoria si sta rinnovando ancora una volta. Non siamo né stanchi né affaticati da questi 100 anni, anzi riteniamo che ci siano ancora tante cose da fare. La prima fra tutte è quella di un riconoscimento di tutti gli ingegneri. In Italia in questo momento i laureati in ingegneria sono circa 1 milione, gli iscritti agli ordini sono 1/4, 250.000. Si capisce come rispetto ai medici, rispetto agli avvocati, che hanno certamente come noi delle responsabilità sulla sicurezza e sulla salute pubblica, anche noi vorremmo coinvolgere tutti i laureati in ingegneria in questa nostra stessa avventura. Oggi presente a questa iniziativa importante dei 100 anni dell'Ordine, ecco, lei rifletterà su un argomento sicuramente di grande rilevanza che è l'equo compenso. Ecco, ci spieghi cosa vuol dire? Considerate una cosa, che l'equo compenso è un modo per garantire la corretta prestazione e il corretto pagamento della prestazione che viene svolta.
Sostanzialmente cosa succede? Il legislatore ha definito con la legge 49 del 2023, ha definito quelli che sono i committenti forti per i quali il compenso non può essere stabilito dal singolo professionista ma deve essere stabilito per legge. I committenti forti sono ben identificati e sono le pubbliche amministrazioni, le banche, le assicurazioni e le società che hanno più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro di fatturato. In questo caso il compenso non lo determina il professionista ma è stabilito dalle tariffe del Ministero di Giustizia. Ecco, questo non viene applicato attualmente o viene applicato marginalmente? Allora diciamo che ci sono state due fasi, c'è stata una prima fase in cui questa norma veniva totalmente disapplicata. Noi come Consiglio nazionale da luglio abbiamo fatto un grosso lavoro attraverso un documento del nostro centro studi, successivamente abbiamo fatto una serie di circolari, delle interpretazioni che ci sono state su ANAC e ora diciamo che l'equo compenso è ampiamente applicato. Ci sono ancora delle sacche di resistenza che non convengono sull'applicazione dell'equo compenso con il codice attuale, però sono sempre in maggiore diminuzione.